Ho spostato il tiragraffi. Pippo sta nella casetta, ma è troppo piccola per lui, sicché gli sporge il culo. Pippo si gira. Beh, insomma, non ci stai proprio tanto giusto lì, eh? Mi fa ridere. No. Ciao, che bella zampina che hai. Ma sei bello qua, eh? No, guarda questa zampina. Mamma mia, guarda qua, guarda la ciccia. Guarda la ciccia. Adesso mi morde. No, si innervosisce abbastanza, eh. Ehi, gattino bello. Ciao. Pepe invece è qua. Eh sì, lui è qua. Adesso potrei anche quasi riaprire. Perché? Eh sì, si è asciugato. Ha fatto una pioggia con un vento, eh? E adesso c'è di nuovo il sole. Io il meteo della montagna sto iniziando a non tollerarlo più, ve lo dico. Perché non riesci a fare niente, perché boh, mettono temporale, però potrebbe anche fare sole, però potrebbe fare temporale, sole, temporale, sole, temporale, sole, cioè potrebbe fare così tutto il giorno. È una cosa che odio. Il tempo indeciso non lo sopporto. O fai brutto o fai bello. Niente. Pippo, hai finito di lavarti i zampogni? No. Ma che pulizie! È proprio sporca questa zampina qui. Senti tra le dita. Madonna, ti ho sporcato tutto il pelo. Anche le dita ti ho sporcato, le unghie poi. Madonna, sono sporchissime, Sì, sì. Che carino. Domenica mattina i croissant dolci sono uno con la cioccolata e uno con la crema. Quindi quello con la crema sarà il mio. Cioè, posso vivere così. Lui si è disteso qua di fianco a me e ha anche sonno. È sul letto. Pepe? Pepe? Cosa fai? Hai finito di tirarmi i fili? Appena iniziato. No, 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 in braccio, no, in braccio. No, in braccio, Pepe. Ecco, così, così, così. Così, così. Aia, aia, aia. Le unghie. Che dolore. C'è una luce che sembra notte in casa. Sta per arrivare il temporale. Io sono appena stata a fare spesa con Franz perché abbiamo finito di lavorare. C'è uno scontrino in Allora, abbiamo finito di lavorare, siamo partiti diretti dal lavoro, io mi sono fermata un secondo a casa per lasciare giù della roba, siamo ripartiti, siamo andati a fare il vaccino per le zecche, io dovevo fare il terzo richiamo, Franz ha chiesto, siccome con lui poi c'è stato il Covid di mezzo, ne aveva fatti 2, mancava il terzo anche a lui, allora gli avevamo fatto il terzo anche a lui, così siamo tutti e due coperti e bon. Abbiamo concluso il ciclo vaccinale per la TBE. Poi siamo andati a fare un po' di spesa e adesso io sono a casa, Franz è andato via di nuovo. Cioè è un periodo tanto intenso, tanto pieno e quindi non sto neanche più registrando video perché proprio l'estate diventa un periodo, agosto poi sarà una tragedia, agosto praticamente io come ogni anno non farò più video.
se ne farò li terrò da parte per settembre-ottobre. So che a tanti di voi piacerebbero i video sulle escursioni, non sono in grado di farle. Avrei voluto la scorsa settimana, però è subentrato un problema che non mi sentivo tanto bene. Non mi sentivo, cioè non sono comunque in forze per fare chissà che escursioni, perché non sono allenata, però mi sentivo già un po' strana e adesso sarà, non è una settimana, ma 5 giorni, 5-6 giorni che ho dei problemi alle gambe. La circolazione non funziona, mi si stanno gonfiando, sto mettendo creme e cremine, sto facendo i bendaggi la sera e quelli mi aiutano tanto in attesa di andare dal medico. Quindi mi sto tenendo monitorata, se dovesse per caso cambiare la situazione mi farò portare in pronto soccorso e boh, insomma. Però per il momento è tutto più o meno stabile, diciamo. Sto aspettando Franz che è andato a fare la visita oculistica per il rinnovo della patente. Quindi sto aspettando e siamo a Lozzo di Cadore. Beh, c'è da dire che c'è un caldo allucinante. Io che sto benissimo, tra l'altro con le gambe, stare qua in macchina al caldo, ma no, di nuovo le campane, no, la mezza, 4:30, e stare qua in macchina non è il massimo, però non ho neanche voglia di andare a fare 2 passi sinceramente, e quindi me ne sto qua, mi guardo un po' il telefono e spero che faccia presto, cioè sabato pomeriggio. E non avevo tanta voglia di muovermi da casa in realtà, però poi ho detto vabbè, vado a fargli compagnia e in realtà sono qua da sola in macchina perché comunque parcheggi, cioè questo qua cioè, ha tempo e quindi ho detto rimango in macchina per sicurezza. E boh, niente, mi guardo ancora un po' il telefono. Bene, è ora di andare a vedere l'orto. Con le gambe rispetto a ieri sto meglio. Anche ieri sera ho fatto i bendaggi, sto facendo ogni giorno bendaggi, e crema, gel, ho comprato l'Anti-Stax. È migliorata la situazione, però devo andare a fare un controllo sicuramente, cioè assolutamente. Infatti Peppe che mi guarda. Infatti lunedì andrò dal medico, siccome l'appuntamento del dentista me l'hanno spostato a luglio, fine luglio, allora andrò dal medico già lunedì. E adesso guardiamo l'orto. Una fragolona, caspita che bella, e le formiche non l'hanno neanche mangiata. Anche qua ci sono le fragole. No, bellissime, è la prima volta che mi vengono le piante così belle. C'è già tutta sta erbetta stupida in mezzo. I cetrioli sono rimasti piccoli, questa pianta sembra che stia morendo. Forse dovrei togliere le foglie malandate. Sì, questa ormai è morta praticamente. Vabbè. Forse dovrei anche dare un po' d'acqua. Questa qui è quella migliore come pianta. L'insalata è cresciuta molto bene. È quasi ora di... Questa ad esempio si può già prendere perché è bella grande. Sì, questa è bella grande. Ok. Zucchine. Qua zucchine non ce ne sono, ci sono solo fiori. Ma zucchine non ce ne sono. Questa pianta sta morendo, a quanto pare. Vedete, bianca, è malata. Questa anche è malata, però ci sono queste foglie nuove. Qui abbiamo la baby anguria, la mini anguria, anche questa guardate, è tutta malaticcia. C'è un brutto colore, non so se sia malata. I girasoli si stanno formando, il mais è un po' giù, ecco i girasoli si stanno formando, che belli, sì. Il mais è un po' giù però si è ripreso, sembrava che stesse morendo invece si è ripreso. I cavoli stanno crescendo e niente, girasoli, i pomodori sono sempre uguali, comunque sta prendendo forma.
orto sistemato, ho dato acqua, tutto a posto. Adesso vado su a casa, dovrei fare i bendaggi stasera, ma mi sa che non ce li riuscirò perché e poi devo stare almeno un'oretta con i bendaggi e sono già le 9. Sentite le campane, vero? Boh. Comunque sono già le 9 stasera, che balle. È sempre tardi, è sempre sera. Non abbiamo neanche più finito di mettere via legna, ma se non questi giorni qua abbastanza a breve faremo anche quel lavoro. Ah, vi faccio vedere i fiori. Allora, questi qua da soli stanno da Dio. La terra di nuovo secca, cioè sti qua bevono un casino. E questi stanno benissimo da soli, proprio bene. La botte è così. La surfinia ha fatto le foglie un po' gialle, il che implica, cioè c'è qualcosa che non va. Comunque è cresciuta tantissimo. I gialli anche, il geranio forse soffre un po' vicino alla surfinia. E questi sono gli altri vasi. Non sono granché, però dai, almeno fanno un po' di colore, anche se non sono proprio il massimo quest'anno, non sono grandi. Questi li avevo presi un po' piccoli in realtà, pensavo crescessero, invece ho già messo, stavo cercando la chiave di casa, è già sulla porta. Niente, vabbè dai, pensavo crescessero, invece no. Comunque c'è Pepe disperato. Oh!